Buonasera a tutti, buonasera e ben ritrovati in questo Buonasera a spazio. tutti e ben ritrovati in questo spazio in nostra compagnia di Legame Mediato Veneziano. Allora, siamo qui come sempre alla diretta. Io sono ospite, questa è casa del Marietto. Io sono qua a tenergli manforte. Comunque siamo appunto pronti a darvi delle risposte, come sempre. Vi ricordo alcune cose prima di darvi i dettagli per quanto riguarda appunto il consulto o la domanda da porre. Vi ricordo che siamo in uscita con l'ebook Abbondanza radionica, è un ebook particolare perché parla e lavora sull'abbondanza. L'abbondanza non è da intendere solo di natura economica, ma in ogni direzione della vita. Dunque abbiamo lavorato creando appunto dei circuiti in questo senso per propiziare appunto l'abbondanza a 360 gradi. L'ebook verrà personalizzato, che significa che ogni circuito viene già attivato con la vostra stringa numerica e i vostri dati personali che saranno nascosti all'interno del circuito e che lavoreranno per voi. L'ebook comunque è corredato anche di istruzioni per l'attivazione e l'applicazione magica dei circuiti. Dunque non esitate a prenotare la vostra copia, una copia costa 75 euro, ma dal momento che lavora sull'abbondanza sicuramente ci auguriamo verrete ripagati copiosamente. Bene, detto questo vi ricordo ancora come porre la domanda. Dovete scrivere intanto una domanda chiara che non preveda doppie opzioni, una domanda, soltanto una ben formulata. Dovete mettere anche all'interno della domanda il vostro nome e la vostra data di nascita. Se la domanda riguarda un'altra persona o voi con un'altra persona, mettete anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. Benissimo. Detto questo, vi ricordo anche che noi rispondiamo in ordine di arrivo, preferibilmente a persone nuove che ancora non hanno mai posto una domanda, ma nel frattempo, in attesa appunto che i nuovi si facciano avanti, non ci tiriamo indietro di fronte alle domande dei nostri amici sostenitori di più lungo corso. Allora, detto questo, direi che possiamo cominciare. Marietto, sei pronto? Prontissimo. Allora salutiamo gli amici collegati e poi cominciamo a dare delle risposte. Sì, ciao Nunzia, certo. Ciao Nunzia. Ciao Italia, ciao Maurizio Antonio, ciao Antonio, ciao Eleonora, ciao Chiara, buonasera, ciao Cristina, ciao Scudo Energo, che sarebbe Bruno, e Tiziana, la nostra Tiziana, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo da Nunzia. Scusate, l'audio è un po' pessimo questa volta, speriamo che si capisca lo stesso cosa diciamo. Allora, volevo sapere, siccome Sergio dice sempre che mi vuole, la mia domanda è questa: in che modo mi vuole? Grazie mille per tutto, un bacio. Beh, Marietto, è un po' difficile per te col pendolino rispondere in che modo. Meglio che fai una stesa, una bella tua stesina. Allora, intanto sai cos'è che possiamo fare con il pendolino? Lui dice che la vuole. Ok, io vedrò in che modo. Tu controlla se veramente la vuole sì o no. Sì, direi proprio che è un sì. Allora, vediamo Nunzia. Allora, Sergio, in che modo Sergio vuole Nunzia? Allora, non so se si vede il taglio.
prigione mercante, e ti vuole, ma è bloccato, sicuramente ti vuole, alla vista lunga, però è bloccato. Adesso vediamo un po'. Certo non ci stanno forse tutte nell'inquadratura, faremo del nostro meglio. Allora, anche l'esito mi tira fuori il mercante. Sì? Vuoi che largo? Aspetta che largo così, vediamo un po' se si può. Ma non so, forse Sì, siamo in diretta, non puoi più, perché la diretta... Sì, penso che la diretta... Esatto, vedi un po'. No. Penso che... Vabbè, non preoccuparti, io le commento. Provvedo a commentarle, tanto va benissimo. Grazie comunque per averci provato. Allora, gran consolazione, amante, ammalato, pavone, che sarebbe superbia, e belvedere. Dunque, abbiamo una situazione dove c'è sicuramente un inizio di corteggiamento molto importante che però con la carta dell'ammalato, la ruota del pavone, diciamo che ha creato non pochi disagi anche a lui stesso, visto che noi stiamo rispondendo se lui ti vuole, in che modalità ti vuole. Dunque, sicuramente inizialmente è partito bene. C'è proprio la ventola che ha preso il volo. Si sente proprio, almeno io sento la ventola del tuo PC, Marietto. Allora, abbiamo appunto un inizio dove lui si è sicuramente lanciato, ma con qualche ripensamento immediato. Il fatto è che c'è una situazione che probabilmente gli crea delle frustrazioni, o comunque ci sono dei cofattori dati dalla presenza di altre persone che possono creare appunto una fonte di disturbo o di un senso di competizione. Comunque la stesa della prima linea finisce col belvedere, dunque un'aspettativa di tipo positiva. Al presente artista, speranza, vedovo e fedeltà. Dunque il fatto è questo: lui si propone molto bene, si sa vendere bene, è capace di tenerti, come dire, agganciata a una speranza con le sue parole, anche perché effettivamente lui vorrebbe, ha delle idee, delle qualità e vorrebbe poterle esprimere con te, però vedi che c'è vedovo e fedeltà, dunque in questo momento è come se non potesse, a causa di qualche altra circostanza che gli impedisce di essere fedele verso di te, non nel senso fisico, carnale, ma nel senso leale rispetto a quello che ti dice. Comunque, secondo me, lui vorrebbe costruire qualcosa con te, vedi che poi c'è il Gran Signore, vorrebbe essere proprio il tuo compagno ufficiale, però ci sono diversi ostacoli, Dunque le sue intenzioni sono di andare a costruire, ora poi vediamo l'esito, sono di andare a costruire, di cogliere i frutti di ciò che avete seminato, ma ci sono non poche perplessità, non poche difficoltà ancora, anche nel prossimo periodo. Ma vedo che qualcosa si può intravedere meglio, nel senso che lo vedo vedo che cambierà un po' nel suo atteggiamento, sembra un atteggiamento più positivo dopo, però c'è una discussione, non so perché, ma comunque mi compare una giovane fanciulla qui, se lui ha una figlia o una persona a cui deve rendere conto, che comunque gli è cara e che in qualche modo interferisce in questa situazione.
Ora l'esito alla tua domanda, in che modo ti vuole Sergio, vedi denaro, conversazione, mercante, sospiri. Comunque lui sta facendo dei conti, si sta facendo i conti. Questo è il suo problema. Probabilmente lui sta facendo dei conti per capire se può volerti o meno come ti dice. Secondo me vorrebbe essere lui l'uomo ufficiale, però lui vedi che è frenato dai conti. Mm? Allora, andiamo avanti con la prossima domanda, Marietto. Mi sono intrattenuta un po' di più perché non è che riesco a concentrarmi tanto con questo sottofondo. Allora, Purtroppo la ventola... è Sì, terribile. sì, 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 sì. Allora, Andiamo avanti. andiamo avanti. Una domanda di Italia. Vorrei sapere se c'è possibilità che rivedo Alessandro. 3 luglio 82 Alessandro e lei 5 giugno 76. Andiamo un po' col pendolino. Il pendolino a me mi sembra sempre che... Dice proprio sì, sì, è proprio chiaro. Sì, sì. Vediamo un po' cosa dicono Amelie e Sibille. Vediamo il Sibille Spacchierini. Allora, Sibille, ditemi se Italia rivede Alessandro. Allora, la possibilità c'è, ma al momento non è favorevole. Vediamo un pochettino cosa ci dicono, però. Ma guarda, l'esito, poi te lo commento, partiamo dall'inizio. Falsità, costanza, leggerezza, casa, viaggio. Allora, c'è stata sicuramente una situazione nel passato, vediamo se riesco a inquadrarle meglio. La prima carta nell'angolo è falsità, dunque falsità, costanza, leggerezza. Allora, una situazione che è stata un po' ambigua, non chiarissimo, forse non ci si è esposti nel modo migliore o qualche aspetto della situazione, del carattere, non è proprio stato mostrato nel modo giusto, dunque c'era una qualche maschera. Comunque la situazione con la carta della costanza sembra aver dato qualche possibilità, ma una possibilità intanto con la carta della leggerezza è un qualcosa che comunque prevede una distanza o una differenza, che può essere una differenza anche di retroterra culturale, cioè di idee, di modalità, di modi di essere, come pure manifesta proprio una distanza che non è di carattere, ma una distanza fisica. Con la carta della casa e del viaggio direi che appunto c'è stato un momento di intimità, di incontro, dove vi siete visti, siete stati anche bene in certi momenti. Poi, allora, viaggio può essere un viaggio fisico, ma anche un cambiamento. Infatti, al momento, la carta del presente è deliranti, deliranti, amica, denaro, morte. Allora, ovvio che in questo preciso momento sembra non esserci grandi possibilità, perché si è creato una situazione di confusione. La carta dell'amica è sì una persona amica che ci ascolta, ma è anche una situazione che può essere armoniosa, ma con i deliranti perde il senso di armonia. Dunque sono cose dette male, confuse, e dunque si è persa un po' la serenità. Vedi che c'è anche denaro morto. Dunque, comunque, potrebbe esserci presto la possibilità di un contatto amichevole, però vedi che
magari c'è l'intenzione ma non arriva in fondo, perché con la carta della morte al presente sembra che la cosa muoia così. Però, guarda, la matrice, il militare, la giovane fanciulla. Dunque, intanto c'è un qualcosa che nel prossimo periodo potrebbe anche succedere. Succedere un qualcosa di nascosto, di segreto, perché potrebbe nel frattempo intromettersi o inserirsi un'altra persona, una ragazza più giovane. E dunque io non vedo un incontro nel prossimo periodo, secondo gli eventi della stesa. Dunque non è detto che non avvenga, ma magari non in tempi stretti. L'esito però parla di un pentimento e di un suo farsi di nuovo avanti, però vedi che c'è comunque la carta dell'abbattimento, dunque ci saranno ancora delle situazioni da limare, c'è ancora un qualcosa non in quadro, o perché veramente qualcuno non starà bene fisicamente, oppure è l'abbattimento dovuto al pentimento, cioè lui magari si rende conto di avere dei rimpianti, si farà di nuovo avanti, ma magari prende un 2 di picche, ci starà male, insomma, comunque mi sembra che ci sia più avanti una possibilità, non so se tanto di incontrarvi, perché non vedo ancora l'incontro, ma che lui si possa di nuovo palesare, un po' abbattuto, potrebbe anche esserci. Andiamo avanti. Bravissima, andiamo avanti. Grazie Marietto. Allora, Cristina, come andrà sul lavoro? Cristina è nata il 18 luglio 82. Sì, bene, non male. Andrà più o meno bene adesso. Certo non è un sì decisissimo, però un sì Vabbè. senza lode ai infami, è un sì deciso, non decisissimo, ma un bel sì. Vabbè, vediamo allora per Cristina come andrà sul lavoro. Allora, denaro vedovo. Dunque, si direbbe che ci sia un qualche o angoscia, qualche rimpianto, qualche cosa che comunque ha a che fare con o un consolidamento oppure qualche questione economica. Magari è un momento un po' particolare, no? Però vediamo come andrà, perché quello era solo il taglio. Considerato anche il sì del Marietto. Allora, falsità o maggiori preziosi, istanza, dispiacere e fedeltà. Allora, ho la sensazione che ti siano state fatte delle false promesse e che poi non siano state attese, secondo, vedi che vedo qua un dispiacere. Cioè siete partiti con delle buone occasioni o comunque delle promesse, delle lusinghe, vedi che ci sono delle opportunità e magari ti hanno anche chiamato per dirtele, cioè c'è stato anche un incontro di questo tipo, però vedi il dispiacere. Dunque qualcosa non è andato proprio nel verso giusto già nel passato, però fedeltà, secondo me comunque hai mantenuto bene la situazione e anche hai proseguito con la tua collaborazione. Messaggero, morte, costanza, deliranti. Allora, io temo, magari tu sei preoccupata perché pensi che debba arrivare una qualche lettera per chiudere la situazione, no? O temi forse una lettera di licenziamento, oppure qualche comunicazione che cambi tutto, però con la carta della costanza, che comunque è una carta piuttosto positiva, sebbene ci sia dietro i deliranti, c'è da dire che probabilmente è un clima molto confuso questo in questo momento, dove
è possibile che alcune comunicazioni che arrivano lasciano un po' lo spazio a qualche preoccupazione di troppo, che però vedo, cioè non ti vedo reggere male la situazione. Ho più la sensazione che arrivino notizie confuse, chi la dice in un modo, chi in un altro, oppure che proprio veramente sul lavoro ci siano in questo momento, nel prossimo periodo proprio contingente, delle situazioni di confusione. Comunque, con gran consolazione, amore, gran Signore, ritengo che nel prossimo periodo comunque non dovresti temere nulla di che, anche perché sei ben voluta da un tuo superiore che tenderà a tutelarti, a proteggerti. Non ti nascondo che si incammina un periodo un po' difficile, con nemico, vedovo e sacerdote. C'è il rischio che probabilmente, o non so se hai un contratto a termine, non so se ci sarà una situazione tipo di sospensione dell'attività lavorativa, oppure c'è la possibilità che si creino le incomprensioni sul lavoro a causa di qualche persona che non è proprio collaborativa con te e che possa portarti dei dispiaceri, delle situazioni scomode. Comunque ci sarà un periodo un pochettino difficile, ma l'esito è quello che importa, nel senso che alla fine del film Belvedere militare Imeneo giovane fanciulla può significare che comunque puoi aspettarti o comunque riceverai una qualche notizia, una qualche risposta che magari prevede, vedi, un'azione a sorpresa, oppure un qualcosa che arriva proprio come un ordine, un comando, no? Però lo vedo come positivo perché c'è comunque un accordo, qualche piccola perplessità magari nei confronti del futuro, oppure comunque l'accordo avviene con una donna più giovane di te in età, ma probabilmente una persona con cui tu collabori. Va bene, Cristina, ci farai sapere. Io, sai, sapendo poco e niente delle vostre vite, o comunque tranne di alcuni che sento, ce ne sono altri con cui non ho mai dialogato. Dunque, allora, Marietto, abbiamo la domanda di Bruno. Sei pronto? Sì, prontissimo. Vai. Allora, l'argomento è il lavoro. Una ditta di mobili sta aspettando una chiamata. 21 settembre 54. Una chiamata un po' deboluccia, Mi fa tremare un po' le gambe quasi, Quindi ci vuole una tua stesa. Comunque la chiamata molto volentieri ci sarà, però ci stanno pensando molto. Prova un po' te a vedere come si Vediamo capisce. cosa dicono le sibille per Bruno. Per il nostro Bruno, che ormai Allora, sì, è un nostro affezionato. Allora, Sibille, ditemi se Bruno riceverà la chiamata di lavoro dalla ditta dei mobili. Bruno è nato il 21 settembre 54, grazie. La proposta arriva, alla fine arriva, l'amante, allegria, magari non è proprio quello che si aspetta, però è comunque favorevole, almeno. Sì, però ha ragione Marietto, perché con l'esito, vedi, ladro, messaggero, sacerdote, rezza il cuore. Diciamo che ci stanno proprio pensando e sono, come dire, proprio stanno, è come se dovessero emettere un giudizio, una sentenza, però viene di nuovo allegrezza al cuore, dunque
dovremmo poter stare tranquilli. Diciamo che per quanto riguarda il lavoro, vedo che c'è stato un periodo duro, qua apre subito con la carta della gelosia e pensiero, però mi sembra che Bruno non si sia demoralizzato più di tanto, sebbene magari non sia sempre stato facilissimo, o magari all'inizio abbia preso un colpo o che si sia arrabbiato, comunque c'è stata una reazione emotiva forte che è definita dalla carta della gelosia. Col pensiero lo vedo che cerca immediatamente una soluzione o un'alternativa o cambia progetto, quello che è. Comunque lo vedo subito darsi da fare. Effettivamente ci sono state degli arrivi o delle notizie fortunate che lo hanno sostenuto. Anche al presente, vedi, ci sono delle opportunità, cioè il fatto che lui chieda se arriva la chiamata, vedi, consolante sorpresa, mercante, riunione, direi che verrà chiamato, però c'è la carta del nemico. Dunque sì, verrà chiamato, ma c'è un qualcosa o che ostacola o che non sarà proprio come speravi. Dunque c'è un'insidia a un certo punto in questa chiamata. Però guarda, fai buon viso a cattiva sorte, anche se c'è da spostarsi un po'. E fai, mi raccomando, molta attenzione a fare bene tutti i tuoi passi. Vedo che poi qualcosa potrebbe sistemarsi con l'aiuto di una persona e arrivare magari un accordo, una proposta un po' più duratura, però c'è un po' di malinconia. Cioè, dunque, secondo me, la proposta c'è, ci saranno degli ostacoli, magari quello che ti proporranno non è proprio quello che speravi, perché ti vedo un po' così, un po' giù, però alla fine, sai, c'è da darsi da fare, voglio dire, è sempre meglio di niente. Sì. Andiamo avanti. Andiamo avanti con l'ultima. Sì. Allora, Eleonora, vorrei sapere se tra me e Giacomo è davvero finita. Lei è 13 agosto 84 e lui è 20 giugno 73. È davvero finita? Ma ci potrebbe essere un comeback, eh? Si potrebbe, prima ha detto sì, poi io non penso che si potrebbe mettere l'ultimo chiodo sulla bara, penso che ci sia ancora un po' di aria, un po' di ossigeno in quella. Vediamo un pochino cosa dicono. Sì, anche perché è l'ultima, perché sai che facevano mezz'oretta. Sì, ma è proprio anche l'ultima domanda che c'è. Sì, allora facciamola bene così. Sì. Allora, vediamo se fra Eleonora e Giacomo cosa succederà. Vediamo, che dire sì o no con le sibille è più difficile, vediamo un po'. Ma donna maritata e amatrice. Ma questo Giacomo è già impegnato? Ma guarda, un nuovo inizio ci sarà di nuovo, lo visto già nell'esito, però non riesco a capire, mi sono venute due figure al taglio. Una è la donna del cuore e l'altra è la donna ufficiale, diciamo così. Chi è dei due? La nostra Eleonora? Comunque, è qui che cade. Allora, io vedo comunque un incontro già nel passato, un incontro molto intimo, vedi c'è stanza e gran signore, dunque, scusami, stanza e gran signore, però c'è anche superbia, sospiri, morte, dunque
lui era già probabilmente circondato, aveva già delle persone, perché Superbia è una carta di competizione, no? Di orgoglio, dunque o c'è stata una situazione, lui troppo orgoglioso, eccetera, e sembrava inavvicinabile, oppure appunto col fatto che sì, loro si sono incontrati, c'è stato forse anche, c'è stato, non forse, c'è stato molto di più, perché questa è una carta di intimità anche fisica, però vedi che c'è qualche altra situazione e si sono allontanati, c'è proprio la chiusura. Ora, nemico, leggerezza, ladro, non è che mi faccia tanto ben pensare, non è sicuramente, c'è la carta da fortuna, ma è ladro di fortuna, non lo so. In questo momento non vedo un ritorno, diciamo così. Mm? Sembrerebbe proprio che o si sia intromessa un'altra figura, mm? Vedi che c'è qualche intromissione sia da parte della nemica, leggerezza, il ladro. Poi allora più avanti sì, qualcosa si muove di nuovo perché c'è il legame, vedi, e il rimpianto sul legame che porterà a cambiare di nuovo un po' le cose. E poi c'è l'incontro, vedi che c'è di nuovo la riunione, la gran consolazione, dunque c'è l'esito positivo. E anche qualche occasione, non lo so, una situazione, o anche proprio un regalo, eh? Eleonora dice che lui vive col suono. E lei non è sposata. Ma gioia mia, qua c'è un'altra persona di mezzo. Sì, ho visto anch'io. Niente forte, in peso massimo. Secondo me c'è un'altra persona di mezzo, però lui ti rimpiangerà e tornerà da te. Io vedo che poi torna qua, però vedi con ladro, nemica, io non è che ti posso dire che proprio non c'è niente in giro intorno a lui. È un peso massimo per l'altra persona. Poi, guarda, disgrazia e prigione, vedi che è chiusa la situazione. Poi ci penserà su bene, si farà un po' una proiezione delle cose e proporrà un nuovo inizio. Magari ti propone anche di diventare mamma, che ne so. Però a me, io sai, quando vedo quella carta là, c'è qualche altra cosa, capito? Sì. C'è qualche altra persona. Anche il pendolino mi tremavano le mie zie. O lui ancora è legato a una ex, non lo so, ma c'è qualcosa, Eleonora. C'è sotto qualcuno che vuole in pentola. Va bene, Marietto, allora noi per stasera abbiamo risposto a tutti. Tutti, abbiamo risposto a tutto, abbiamo fatto il nostro job, spero che siano stati contenti. Hai parlato dell'ebook, quello nuovo? Sì, ho già spiegato, sì. Senza tralasciare che ce n'è anche un altro che è già disponibile alla personalizzazione immediata perché è stato scritto tutto per intero, dunque è già pronto, non appena lo ordinate o lo acquistate viene personalizzato e spedito nel giro di poco tempo, dunque radionica magica. Per tutti gli appassionati di magia e di ermetismo è sicuramente un lavoro da non farsi scappare ed è personalizzato. Esatto, costa solo 50 euro e contiene diversi circuiti. Poi un'altra cosa, ricordiamo i ciondolotti, ricordali che adesso abbiamo... Certo, sono arrivati finalmente i ciondoli che aspettavamo, ve ne mostro uno qui. Questi ciondoli vengono lavorati e personalizzati, oltre ad arrivare carichi con i programmi difensivi, tutti i programmi difensivi possono essere programmati anche per degli scopi, degli obiettivi mirati. Dunque anche questo su commissione. Il costo del ciondolo con i programmi base, che tra l'altro sono comunque numerosi e che diremo sicuramente in un'altra occasione, è di 150 euro, più ogni programma che aggiungerete ha un costo di 10 euro. Bene, Marietto.
Salutiamo allora gli amici, io ringrazio tutti. Chiudi tu. Sì, buonanotte a tutti e grazie. Buonanotte. A presto, a venerdì 21:30. Ciao! Nel canale del Giappone.